È difficile trovare parole in queste circostanze. Io come parroco, ma anche tutta la comunità parrocchiale, esprimiamo tutto il nostro affetto e vicinanza alla famiglia Bandiera Monti, che conosciamo da tantissimi anni, una delle famiglie inserite in parrocchia che anche hanno fatto la storia di questa comunità parrocchiale. Nei giorni precedenti, quando il bimbo stava male, abbiamo pregato, abbiamo espresso tanta vicinanza e tutti speravamo che il bimbo potesse salvarsi. Oggi siamo qui ad accogliere con affetto la mamma e il papà, i nonni del piccolino, e dare loro la nostra vicinanza, il nostro supporto di amicizia e soprattutto nella fede cristiana, nella speranza del Signore è il Signore della vita. Dio non toglie la vita, ma accoglie la vita, e ha accolto il piccolo Domenico nella gioia piena. È una tragedia che ha colpito molto l'intera comunità. Sì. Speriamo che possa, farsi luce in maniera piena sulla vicenda, e soprattutto che papà e mamma possano trovare, anche attraverso proprio il sostegno, l'affetto e il supporto di tutti, la forza per andare avanti anche per i piccolini che hanno. Ci sono due bimbi, due fratellini piccoli che hanno bisogno di cura e di affetto, e che sicuramente saranno la forza di questi genitori per andare avanti e per lottare anche per il piccolo Domenico. Lei lo conosceva Domenico? Che bambino era? Sì, un bambino gioioso, pieno di vita, sì, molto premuroso, attento, sì, certo, tutta la comunità conosceva Domenico come conosce anche gli altri fratellini. Noi oggi siamo qui al funerale perché abbiamo accolto il messaggio che ci ha lanciato la mamma, mostrandoci una foto del piccolo davanti a un mezzo, diciamo, nostro, era venuto in caserma. Il cuore ci ha sentiti di venire a partecipare, diciamo, al funerale, ci è sembrato anche doveroso. Domenico aveva questo sogno, da grande voleva fare il vigile del fuoco. Sì, diciamo che è un po' il sogno di tutti i bambini fare il vigile del fuoco, con sempre il pompiere, diciamo, si è portata avanti pure questa cosa. E ci dispiace veramente tanto, per chi ha famiglia, per chi ha bambini, è una cosa che ti tocca nel profondo del cuore. E oggi avete voluto dare questa testimonianza? Oggi siamo qui, questa piccola rappresentativa, siamo liberi dal servizio, lo voglio sottolineare, perché siamo in carenza di uomini, ma abbiamo parecchia carenza e siamo anche, non voglio parlare, diciamo, della nostra situazione, comunque siamo tutti liberi dal servizio, lo facciamo in forma proprio privata e di cuore.